Buon pomeriggio e ben ritrovati ragazzi, siamo a Roma, qui ci dice che siamo nel 233 a.C. e stiamo cercando di spazzare via i cartaginesi maledetti, nemici ormai da sempre direi, da finché mi ricordo che stavamo iniziando a giocare a questo gioco. Allora, andiamo in questo turno subito a far fuori questi rivoltosi, perché almeno non sono più un problema, anche perché appunto il mio progetto è quello di no, non ditemi che si sono oh no, ok, si sono salvati, stavo dicendo, mamma mia. Ok, perfetto. Allora, il mio progetto, stavo dicendo, è quello di spostarmi adesso tutto a ovest. Tutto a ovest. Ah, ma qua può salire un sacco. Allora, mettiamo i rinforzi. Andiamo a dargli. Allora, bonus di carica per la fanteria, assolutamente. Più autorità e... Vediamo se c'è qualcosa. Più tiri al minuto. Va bene, tanto dovrei avere un bel po' di tiri. Ah, avevo forse ancora qualcosa da poter... Esatto, che non ho visto. Ah, qua, beh, certo, abbiamo ancora. Campo visivo, assolutamente. E ok, perfetto. Ora ci spostiamo verso la città di Iol, perché è il momento di sferrare degli attacchi anche nella costa nord. Qui dovrebbe essere tutto sotto controllo. Gli unici problemi sono Garamantia, che per ora però ci vuole molto bene, per ora, anche se le relazioni con Garamantia non erano delle migliori, perché valore totale dell'atteggiamento meno 255. Prima o poi si ribelleranno, hanno due eserciti abbastanza grossi e non solo, ma hanno anche due città, quindi questi bisogna tenerli sott'occhio. Però l'idea è di farli tenere sott'occhio i nostri alleati che adesso andremo a liberare, come i Nasamoni o Capsa, che è già nostra, e Sirta, che non sono nostri alleati diretti, però non ci schifano, ci amano abbastanza. Li avevamo liberati, se vi ricordate, un bel po' di gameplay fa. E niente, allora ho tantissima moneta, scusate, ritorno qua un attimo e andiamo a potenziare i campi, perché ho bisogno di struttura, ho bisogno di grano per tutte le strutture che voglio fare. Allora, Massiglia gli diamo un forte di livello 3 e basta, direi che abbiamo fatto il nostro. A Patavium gli diamo un paesino, anche a lui da sbloccare. Quasi quasi farei una cittadina mercantile anche per qua, però ho paura di andare sotto col cibo. Aspettiamo un attimino. Narbo è una città inutile, non ce ne frega niente, tutte le altre sono in costruzione. Il lato est è a posto, direi che va bene così. Quello che volevo fare era però portare i miei uomini, ma vedo che i miei uomini sono... Ah, arrivano fino a qua, il prossimo turno, bene. Allora, portiamoli praticamente fino a qui. E lo potrebbero già andare nel prossimo turno ad assaltare eh, Augila, che sono 19, 14, scusate, non so più contare, e 18. Non pochi, non pochi. Ci servirà sicuramente questa legione. A questo punto potremmo dargli anche dei veterani. Gli diamo due di veterani e siamo a posto, perché non penso di potergli dare ancora altra roba. Devo prendermi il tiro, però vabbè, lo prenderemo nel prossimo turno, se riesco, perché in realtà massimo ritardo di 1 l'attacco. Vediamo, vediamo. Ok. Rivolta di schiavi, ma direi che abbiamo in campo miliardi di forze. Da quanto vedo, direi che possono anche andare a quel paese gli schiavi e li andiamo a massacrare con una modalità aggressiva. Adieu, les amis. Direi che la rivolta è rientrata e ovviamente ancora schiavi.
tirati. Ok, abbiamo finito la... oddio, ci sarà un'altra secessione? Spero di no. Spero di no. Bene, intanto ci sono delle costruzioni che sono andate a buon fine, quelle del porto, benissimo. Perfetto, io direi che qua lo facciamo. Allora, qui sicuramente ci sarà qualcosa di agricolo. Allora, qui ci sono pesci. Leptis magna, potremmo fare ancora pesci, eh. Potremmo spingere sul fattore dei pesci. In realtà forse era meglio ad Ramentum fare la banchina effettivamente più che i pesci. Andiamo a demolirla e andiamo a fare la darsena qua. E qui facciamo i pesci, li invertiamo. Qui a Macomades facciamo... Abbiamo una cava. Dai, un insediamento mercantile. Sì, va bene. E qua, va bene, ok. Va bene, va bene. Allora, condizioni non stagionali, tratto acquisito, va bene, solite robe. Va bene, va bene. Andiamo a vedere un attimo. Dovrebbe meno 6, vabbè, insomma. Non è il massimo. Ok, per 5 turni, va bene, dai. Va bene. Allora, adesso possiamo effettivamente dare battaglia. Fatemi vedere, lui arriva esattamente fino a qua. Quindi a questo punto io vado a stressargli le truppe qua. E poi aspettiamo i rinforzi. Io direi che li circondiamo. La spia per ora la lasciamo qua. Tanto loro non ci arrivano in un turno. Noi ci mettiamo in questa posizione e reclutiamo un po' di gente ancora. Ci serve del tiro. Non lo facciamo full stack perché mi sembra un po' inutile onestamente. Anche perché non ha neanche delle truppe troppo interessanti per quanto mi riguarda. Quindi così va benissimo. La spia io direi la spostiamo in avanti giusto per capire se c'è qualcosa. Ma non mi sembra. Perlomeno non sulla via, va bene. E poi la riportiamo. La riportiamo qua, la spia. Qua. Va bene. Loro possono muoversi. E vediamo un attimo cosa ci attende. Qui abbiamo il passaggio, quindi non ci sono problemi. Sembrerebbe tutto ok. Sembrerebbe tutto ok. Va bene. Qui vedo intanto una flotta cartaginese che non mi fa impazzire. Attenzione, i secessionisti stanno arrivando. Attenzione, attenzione allo scossone. Allora, qua li avevamo sistemati, i nostri amiconi. Quindi, posso anche arrecare un danno all'armata, signori. Posso anche farlo. Volendo, però non esageriamo. Facciamo entrare questi uomini e questi magari li spostiamo. Certo fanno un po' schifino le navi. Allora, li spostiamo però in realtà dove? Perché secessionisti e c'è solo l'ammiraglio e non è chissà che. Loro sono 5. Potrebbero attaccarmi qua con dei mercenari. Allora, usciamo e andiamo qua in città. E va bene così. E dovremmo essere abbastanza protetti. Loro potrebbero scendere, perché alla fine qui i pericoli non ne vedo più. Intanto qui ho anche Decimo. Qui ci sono i lusitani con un esercito, va bene, ma non penso siano un problema nostro. Forse qua sarebbe meglio effettivamente reclutare degli uomini in più, tipo un altro veterano. E magari questi li accorpiamo. Fatemi vedere. Allora, questi sono 54 uomini, 58, 56, 59. Quindi direi di prendere i 54 con i 56 e fonderli. Ok. Direi che è la scelta migliore. Potremmo anche fondere questi due qua, però
In realtà poi pian piano si reintegrano, quindi spero che non mi attacchino subito all'istante. L'unità del generale che è messa malino. Vabbè, ce ne faremo una ragione. Allora, con questa legione potrei andare fino a qua e poi irrompere da questa parte alta, in modo tale da lasciare Tarraco isolata, cioè da sola, senza paura di attacchi. Oppure scendere giù come avevo detto prima e andare a prendere Cartago Nova. Prendere Cartago Nova significa poter lasciare libera Saguntum e poi spostarsi in avanti verso l'alto. Si potrebbe assolutamente fare. Qua però avremo una scissione delle due truppe. Sicuramente andrò a colpire prima Toletum, sicuramente, perché è quello esatto più isolato da tutti, e poi andare a prendere Cortuba e Numantia. Non ho abbastanza legioni, però ricordiamo sempre che dal sud ci sono, ma chissà quando arriveranno, si potranno spostare anche altre truppe, altre legioni dalla parte nord. Forse effettivamente con il senno di poi di questa cosa converrebbe forse spostare questa legione da questa parte qua e prendere Aracillum come primo posto, poi Numantia. Si potrebbe fare. Ok, queste tre. Si potrebbe fare effettivamente perché è che se vado a dare Aracillum poi vabbè, posso fare Aracillum Numantium e mi fermo qua e faccio questo blocco. Però è difficile da mantenere contro un unico nemico che sono i Lusitani. Più facile invece prendere Toletum, che è fuori dalla portata dei Lusitani. I Lusitani potrebbero attaccare solo in questa direzione o in questa. E Cartagine non ha mai attaccato da qua e da qui. Mi viene da dire, non continuerà a farlo. Rido perché adesso che l'ho detto il PC mi avrà sentito e lo farà. Sì, allora io direi continuiamo da questa strada. Magari teniamo sotto controllo questo passaggio qua. Ok, loro ritornano dal generale. E va bene così per ora, dai. E li portiamo giù. Li portiamo giù. Perché alla fine è qua che sta il nucleo degli attacchi. Io ho tolto Cartago Nova, i secessionisti sono finiti. Spero. Intanto qui ho altri, ok, un altro esercito, va bene. E dopo tutte queste lucrubazioni andiamo avanti. Ancora un altro turno per la campagna di Roma. Ah, ci affondano i pirati, va bene. Meglio per noi. Trattato di pace. Allora, e ci danno anche 3002. No. Allora, vediamo se posso. Non posso fermare non posso creare la satrapia. Però posso farmi dare molto di più. Ah no, massimo 3000. E andare a scontentare però i miei vicini che sono in guerra. Io non mi interessa, per 3000 non me ne faccio nulla. Andiamo avanti. Ok, attenzione. Vogliono fare una sortita. No, io la sortita mi ritiro. Non vengono avanti. Ok. Intimidire. I banditi nei locali hanno offerto i servizi per intimidire l'opposizione. Come vuoi procedere? Rifiutiamo. Non ho intenzione di intimidire nessuno.
grado aumentato, ok, del nostro console. Gli diamo, ma astuzia, e qua gli diamo intrigo e diamo il focus sulle industrie. E poi, sì, e poi il commercio, ok. E lui è arrivato alla massima estensione di quello che poteva fare. Perfetto. Allora, andiamo avanti. Ora vediamo come sono le mie truppe, perché hanno subito un po' di casualties, che non è proprio il massimo. Io potrei unire questi due, e lo faccio. Bene, adesso le unità sono abbastanza buone. Riattacchiamo. Circondiamo la città e poi avviciniamo anche loro. Vediamo la differenza. Ok, ci dà nettamente vincitori. Allora ragazzi, io voglio capire come è possibile che ci dà solo vincitori. Loro non mi sembrano fortissimi. Hanno gli elefanti, effettivamente. Sarebbe una bella partita da giocare. Allora, fatemi vedere quanto tiro ho, perché gli elefanti... Bene, ho abbastanza. Ne ho abbastanza. Allora, io direi che questa partita me la vado a giocare. E sicuramente sarà una partita interessante, ragazzi. Ah, non siamo dentro le mura. Peccato, peccato. Ok, quindi asciutto, va benissimo. Iniziamo schieramento, anche perché ci servono le frecce. Uh, uh. Io me l'aspettavo in città. Siamo noi in attacco, spero, perché se no qua, ragazzi, è un bel macello. Marcondiron di rondello. Non è che è sistemato l'esercito, così, giochiamo così. Loro stanno fermi, si hanno posizionato molto intelligentemente, tra virgolette. Le trappole da questo lato, va bene. Fatemi vedere, ok. Sono arrivati i rinforzi, benissimo. Questa è una campagna, una classica battaglia di Alessandro Magno, ragazzi. Eserciti enormi nel mezzo del deserto. Allora ragazzi, ho diviso la formazione. Quale ho scelto? Allora, ho diviso le truppe in due parti, in due gruppi, diciamo, uno a destra e l'altro a sinistra. Questo a sinistra è un po' più grosso, con i legionari migliori, come la prima corte. Si occuperà di tutto il lato del centro e del lato sinistro, mentre invece con l'obiettivo comunque sempre di non ingaggiare mai troppo in maniera pesante, mentre invece il lato sinistro... scusate, il lato destro si occuperà del lato sinistro avversario, quindi questo lato qua di fronte a noi. Abbiamo la cavalleria di supporto qui abbastanza forte e dell'altra cavalleria qua non troppo forte. L'idea qual è? L'idea appunto è quella di far subito andare in rotta il generale, quindi mettendolo subito in difficoltà, il generale e i suoi elefanti. Eccoli qua, un gruppo e di qui l'altro. E l'obiettivo è quello di farle andare in rotta, appunto, l'unità del generale, e poi di schiacciarli completamente. Siccome loro non staranno qui a guardare, dovrò muovere tutto assieme. Però, dai, vediamo se questa tattica particolare funziona. Tra l'altro, come vedete, ho disposto le truppe in maniera completamente differente. Ho fatto la legione con i veterani, comunque la legione dei soldati al centro, intervallate da un'unità, scusate, di Velites. L'idea qual è? È un po' quella che utilizzò Scipione l'Africano per sconfiggere i cartaginesi, cioè quella di fare delle colonne che si libereranno, le colonne di uomini che si libereranno per far passare gli elefanti. Questo ha senso su Rondo Total War? No, non troppo, però secondo me in questo caso potrebbe essere buono, perché loro hanno tanto tiro e se ci tirano sui legionari loro assorbiranno tantissimo il tiro con la formazione a testuggine, e io potrò anche rispondere di questa cosa, quindi è ottimo. Vediamo un po', ragazzi, come andrà la battaglia. Vediamo un po'. Allora, portiamo questi in avanti.
Ok ragazzi, ho avuto un po' di problemi con i comandi. Comunque adesso li portiamo in avanti. Questa sarà la nostra avanguardia. La lasciamo qua. Anzi, utilizziamola da questo lato per attirare il generale nemico. Dai, facciamogli fare un giro e portiamo avanti le nostre legioni. Vedremo quante problematiche avremo in questa battaglia. Portiamo avanti queste unità. Sono tutte sfasate ragazzi, purtroppo. Non so perché me la prende tutte sfasate. Vabbè, i comandi di questo grandissimo gioco che a distanza di secoli non sono ancora stati sistemati. Però vabbè, portiamo avanti la cavalleria. Anzi, la portiamo di qua questa. Andiamo a rompergli le scatole al generale nemico. E intanto avanziamo verso di lui. Abbiamo la cavalleria, la lasciamo qua. Qui bisogna stare attenti alle trappole. E anche da questo lato ce ne sono. Eccoli, ok, cavalleria sta avanzando. Unità nemiche. Dove? Ah, ok, lì. Attenzione. Dai. Tirate gli elefanti, tirateli giù quei maledetti. Ok, dai ragazzi. Il generale fugge. Fugge il generale infame. Portiamo avanti la cavalleria. Attenzione, ci caricano. No. Il caricamento non era previsto. Andiamo un po' più indietro. Abbiamo perso qualche uomo, l'abbiamo perso. Torniamo indietro. Attenzione, loro avanzano. Questo è una problematica. Attenzione agli elefanti. Attenzione, attenzione. Allora, spostiamoci leggermente così. Attenzione, attenzione, bordello. Dobbiamo ricomporci, ragazzi. Ok. Ok, l'unità a cavallo è andata. Questi cosa sono? Sono gli elefanti. Portiamoli via. Ok, l'unità è andata, cavallo. Non ci prendono, va bene. Allora, torniamo indietro. Qua ci sono gli arcieri però, No, gli arcieri li voglio. Quindi andiamo via. Allontaniamoci. Ok, eccoli qua. Abbiamo investito gli arcieri, benissimo. Tra l'altro qui c'è anche l'unità del generale. Un po' di potenza. Attenzione. Apriamoci così. Ok, ci manteniamo. Attenzione qui l'unità. Porca miseria. Andiamo a aiutarli. Chiusi così. Attenzione. Madonna ragazzi, che bordello. Non va bene. Andiamo a prenderci gli arcieri di qua. Via via. Menare. Ok. Chiudiamoci. Ok. Ok, questi possono andare avanti. Quindi togliamo la formazione. Avanti. Togliamo la formazione. Avanti. Via. Via. Ok, aiuto, difficile da gestire. Difficile da gestire. Loro li mandiamo avanti. Qua come va con gli elefanti. Dai. Dai, dai. La mia cavalleria è stata intercettata. Dai, sfilatevi ragazzi. Sfilatevi. Tu così. Dai ragazzi, recuperatevi. Recuperate. Vai. Ok, abbiamo investiti, perfetto.
Vedrete che tornerà. Prima corte ritirata della prima corte. Ok, tutti gli uomini hanno tirato quello che dovevano tirare. Dai ragazzi, forza, fate fuori sti elefanti. Andiamo qua. Andiamo a prendere queste unità. Dai ragazzi, forza, forza. Sguainate le spade. Andate a catturare e prendere questi. Ok. Ok, questo lato qua sta andando a quel paese, perfetto. Ok. Che miseria qua. Ci stanno un po' rompendo le scatole, eh. Dai ragazzi, forza. Allontaniamoci, andiamo a prendere gli arcieri. Questa cavalleria è andata fin troppo lontana. Ok, questi hanno fatto. Dai, attacco dal dietro. Attacco dal dietro. Questi si sono liberati. Forza, tutti avanti. In pressing. Voi no, aspettate. Bene. Dai, creiamo scompiglio nelle unità nemiche. Ah, il generale è stato un po' pizzicato, ma va bene. Ok, qua. Dai ragazzi, forza. Non andate verso le lance, maledizione. Di qua. Non andate verso le lance. Ok. Qui chi ci sono? Ok, ci sono questi cavalli. Andate a prenderli. Dai, forza legionari. Di qua. Voi fermi per ora. Anzi, dentro. Che date sostegno psicologico alle truppe. Di qua. Ok, perfetto. Questi stanno andando. Questi sono stati presi. Questi. Dovete prendermi questi. Vabbè, quelli al massimo ritorneranno in partita. Ok, benissimo. Qua è collassata. Bene. Ah, il mio generale lampeggia. No, il mio generale è andato via. Va bene. Va bene, cioè va bene, va male in realtà, però va bene così. Loro tornano, perfetto. Qua ragazzi. Forza. Anche voi, forza, dentro. Di qua. Forza, forza. Generale nemico fastidioso, fastidioso veramente. Eccoli qua che sono tornati in battaglia. Questi sono andati, benissimo. Benissimo. Vabbè, questi sono tornati. Vediamo adesso se riesco a... Gli elefanti spero che se ne vadino una volta per tutte. Ok. Dai ragazzi, forza. Ok, altri elefanti che se ne vanno, perfetto. No, sono tornati gli elefanti, maledetti.
Ragazzi, fate fuori il generale nemico. Ok. Qua, adesso la cavalleria qua. Ok, generale è andato. Benissimo, benissimo. Stanno collassando tutti, uno dietro l'altro. Perfetto, sono contentissimo. Dai, dai, dai. Ottimo, 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 ottimo. Bene, terminiamo la battaglia. Non c'è bisogno di ammazzarne altre, perché adesso li trucidiamo in automatico. Sono proprio contento, ragazzi. Salviamo il replay, giusto perché magari ve la presento in maniera un po' più bellina. Ok, ragazzi, andiamo a terminare la battaglia. Che massacro, ragazzi, loro, guardate. Che massacro. Io 848 perdite, loro 4281. Mamma mia. Cosa dite? Ha premiato questa scelta? Fatemelo sapere nei commenti se questa formazione è difficile da elaborare. Avrei dovuto preparare in una maniera un po' diversa, effettivamente. Selezionare dei diversi ranghi, cioè diversi gruppi dell'esercito ancora più frazionati, non fare tutto assieme. Poi vabbè ragazzi, sappiamo che i comandi di Round 2 sono veramente una ciofeca. Ok, morte onorevole. Ci spiace per il generale, porca miseria, peccato. Niente, prendiamo un generale, un altro generale. Ok, sicuramente con esperienza, ci costa un po'. Vabbè. Più morale ma meno difesa. No, ok, morto purtroppo il generale. Purtroppo. Una morte onorevole. Gens Union. Va bene. Fazione distrutta, perfetto. No, perché ragazzi non mi ha concesso di liberarla? Scusate. Perché? Perché questa cosa? Dai, non ci credo. Ma non posso liberarla adesso. Cosa me ne faccio di questo territorio qua? In mezzo a nulla. Mi darà solo delle problematiche. Non posso liberarla, fatemi vedere. Allora ragazzi, l'ho presa in quel posto perché adesso mi ritrovo con questa provincia. Porca miseria da gestire. Porca miseriaccia. Mi ritrovo con questa provincia da gestire. Niente, cercherò di renderla meno rompiballosa possibile. Porca miseriaccia. Non va bene. Vabbè, torniamocene indietro. Intanto qui vedo che cosa? No, costruzione, no? Ok, sì. Torniamo indietro. Questi li dobbiamo lasciare per forza qui. Ok. Mamma mia, la prima corte messa maluccio, direi. Accorpiamo magari la cavalleria. Va bene. E niente, rimaniamo così. Purtroppo è andata così. Vabbè, vabbè, vabbè. Mi rallenterà un po' questa cosa. Intanto vediamo i nostri uomini possono addentrarsi in territorio nemico. Vediamo un po'. Fortifichiamoci. In mezzo alle montagne e alla natura. La nostra spia è lontanissima, immagino, vero? La nostra spia non la vedo, ma dovrebbe essere qui da qualche parte. Eccola qua. Sì. Sì, direi che è lontanissima da arrivare qua. A questo punto io ne creerei un'altra di spia, però volevo tenermela per qua. Quindi in realtà... Questi posso... bel tragitto lungo possono fare, ma in realtà manderemo questi in avanti. Vediamo un po' dove sono i nemici. Se ce ne sono. 16 mal ridotti. E 17 qua. Allora, stiamocene qui. Ok. Con questi andiamo a Saguntum. Questi mi fa vedere giusto qua com'è la situazione. Ok, sono tornati indietro. Ok. Fammi vedere anche di qui.
Ok, qua non c'è nessuno, come prima. Te ne torno indietro. E rubi un po' di provviste. Ok, qui continuiamo così. Qua sono stati sconfitti, immagino, dai cacciatori. Perfetto. Va bene, li teniamo lì. Loro si stanno curando, va benissimo. Forse addirittura... Oh, sconfitti ragazzi. Ma quindi una fazione sconfitta? Fazione distrutta. Ah, i Nasamoni, no, sono quelli che ho fatto fuori io. Ma anche loro mi sa che... Fatemi vedere se ci sono ancora. Fatemi vedere. Sì, ci sono. Ah, ok, ci sono solo delle navi in mare. Quindi ormai sono stati... I massilesi sono stati definitivamente sconfitti. Va bene. Potrei dargli anche il colpo di grazia. Sarebbe una facile preda. Questi sono Pergamon, dovrebbe essere anche i miei alleati. Vediamo. Così facciamo un po' di esperienza al nostro ammiraglio. Scappano. Scappano, ma perché c'erano anche loro, forse. Proviamo a vedere. Andiamo a vedere quanto sono conciati male. Abbastanza, direi. Allora, ce la giochiamo. No, però andiamo a combatterla. Alla fine solo l'esareme ha fatto tutti i danni. Li schiavizziamo, che li mettiamo in catene sulle nostre navi a remare. Perfetto, guardate che abbiamo fatto un bel upgrade delle nostre navi. Ok. E ce ne torniamo in zona Tarraco. Ok, perfetto, a recuperare. Allora, va bene, rimaniamo così. Qui abbiamo due legioni pronte, tra l'altro questa con un sacco di balliste, quindi è perfetta per assediare la città ex romana. Fatemi vedere, meno 6, va bene, meno 6 è ancora abbastanza buono, gli altri sono ancora gestibili. Intanto noi stiamo facendo... Quale tecnologia? Questa, dei mattoni cotti. Ok, che ci darà un po' di sconti sugli edifici, va bene. Va bene, abbiamo detto facciamo un'altra spia. Allora, l'altra spia la facciamo qua. E ci scegliamo chi? Qualcuna che ci dia... questa campo visivo, ottimo. Direi questa col campo visivo. La reclutiamo. E niente, farai la tua esperienza. Andrai anche tu a farmi vedere un po'. Ah, mi si muove subito. C'è stato un aggiornamento per poco. Boh, raga, non lo so. È cambiato un sacco. I comandi non vanno. È tutto sminchiato. Non so se è il gioco che è sminchiato o, boh, o c'è qualche bug temporaneo che spero vada via quando vado a riattivarla. Qua non mi piace per niente questa flotta di pirati. Vabbè, questo esercito è qua fermo purtroppo. L'idea mia era quella di farlo già tornare indietro, però così non è. E va bene, direi di andare avanti con un altro turno a questo punto. A questo punto direi che siamo messi abbastanza bene. Mi sento di dire che abbiamo le spalle abbastanza coperte. Riusciremo a conquistare la Spagna? Vedremo ragazzi, vedremo, sicuramente sì. Vedremo. Gli Ceni attaccano questi qua. Io entro in guerra a fianco del mio alleato. Bel casino. Questi sono, mi sa, quelli che ho appena liberato. Entriamo in guerra. Ragazzi, non c'è riposo.
brutta quella truppa lì che sta scendendo. Bruttissima. Bruttissima, ragazzi. Trattato di pace con loro. Solo se diventi una mia satrapia. No. Vediamo quanto mi danno. 3000. Non me ne faccio niente, 3000. Allora, bisogna stare attenti, ragazzi, perché in futuro, fra 5-6 mosse, per un motivo o per l'altro, sto ammassando tutte le truppe da parte ovest del mio, possiamo dire anche l'impero ormai. Ho paura, ho paura, ragazzi, che ammassando tutte le truppe a ovest poi mi attacchino da tutte le altre parti. Comunque va bene, il conflitto degli ordini. Il Senato, un giovane patrizio con la lingua tagliente, ha insultato i plebei, che ora chiedono apertamente che sia spogliato dalla sua autorità. Cosa facciamo? Rinega patrizio, rimprovera il patrizio. Attendiamo. Ok, ha preso un +2. Va bene. Pestilenza, Narona. Sovversione militare a Cartalone. Sì, esatto. Un figlio è diventato adulto. Benissimo, benissimo. Un sacco. Fatemi vedere un po' la genealogia della nostra famiglia. Qua. Bene. Fatemi vedere. Ok, adulta. Ah, però sono due donne che, per l'amore di Dio, nulla in contrario, però mi aspettavo qualcosa di più. Ok, andiamo alla più dell'ordine pubblico. Le facciamo sposare. Anche tu. E vediamo di espandere un po' la famiglia. Fatemi vedere una cosa ancora. Ciao, io potrei potenziare tantissimo anche questi. Lei, finiamola di farlo. Che mi mancano proprio. Questo gli diamo tutto sulla cavalleria, dai. Eccolo qua. E lui gli diamo. Questo non possiamo darglielo. Non abbiamo abbastanza uomini. Ah, morale. E gli diamo. Morale. Ok, poi vediamo se anche lui in realtà si potrebbe sposare. Non mi fa sposare perché non ho denaro. No, ce l'ho denaro. Perché non me lo fa sposare? Non lo so. Andiamo il centurione e... Dai. Questo. Rutilio anche lui. Gli diamo qualcosa morale, eccetera. Va bene. Di qua non c'è nessuno. Qui sono tutti morti. Va bene. Vediamo qua se qualcuno di loro può... Diamogli un po' di autorità. Nessuno può sposarsi, roba del genere. Vediamo. Lei sì, gliela diamo. Ok, c'è lui. Gli diamo 2 al cibo e questo qui. Vediamo se lei si può sposare. Ok. Tutti i figli per Roma, ragazzi, questi.
Fatemi vedere. Ok. Navale. Gravitas facciamo. E Gravitas. Mi spiace solo per questi che non hanno figliato più di tanto. Posso dargli una promozione? Potrei dargli. Potrei dargliela. E fatemi vedere invece questo che probabilmente si ribellerà. Potrei dargli qualche promozione in più. Vabbè, per ora stiamo così belli tranquilli. Allora, ragazzi, abbiamo visto un esercito che scendeva qua. Vedete che mettere la spia nei punti... Eccolo qua, nei punti giusti serve. Allora, sabutiamo l'esercito subito. Non è riuscito, purtroppo. E ha la possibilità di arrivare fino a qui. Quindi torniamo indietro. Mi piacerebbe tirargli un'imboscata, ma non in questo turno. Quindi torniamo indietro. Con questi torniamo indietro a Saguntum. Ok. Invece con lei andiamo avanti. Rimandiamo leggermente. Ma tanto ragazzi, l'obiettivo è quello di portare le truppe su. Quindi fatemi vedere un po' se c'è qualcosa. Ok, qui c'è una piccola truppina. Va bene. E guardate qua, ce n'è un'altra che stava scendendo dalle... un doppio attacco, mi piace. Qui dobbiamo stare attenti agli liceni, però non sembrano venire in questa direzione. Non sembrano, poi bisognerà vedere effettivamente. Qua diamogli... non posso dargli nessuna roba di particolare. Magari però la cavalleria... la cavalleria, ragazzi, non è neanche uno di cavallo questi. Bene così. Qui vorrei dargli un insediamento un po' più di sussistenza. Quindi questo qua però aspettiamo a darglielo. Allora, intanto qui dovremmo essere tranquilli. Non ho neanche unità né niente, quindi proviamo. Però, esatto, sembrerebbe che non ci siano problematiche. Allora, andiamo a sconfiggerli. Andiamo a fare una modalità di tipo... ma di protezione, non facciamoci male. Anzi, aggressione... no, protezione. Tanto comunque l'abbiamo vinta. Ottimo, un ottimo... questo è un ottimo colpo per i nemici. Cioè contro i nemici, perché... andiamo a prenderci questa città. La radiamo al suolo. Questa città qua ci dà tanta visione sul Nord Africa. Tanta visione. Questi sono nostri nemici. Vediamo se adesso che sono alle loro porte... no, non si vogliono arrendere. Allora, portiamo su le nostre truppe. Loro è un bel problema. Loro è un bel problema. Io farei di tutto per tenerli tranquilli. Commercio, no, non c'è nessun commercio. Mettiamo la cava. Purtroppo devo lasciare questi legionari qua. Non ho la possibilità di spostarli perché non avrebbero senso. Allora, andiamo in città. Fatemi vedere. Riesco a farli fuori questi pirati? Li ho solo allontanati. Ok. Dalle coste. Allora, in realtà però sono abbastanza difese perché noi abbiamo Macomaz e Leptis che sono abbastanza difesi. Non tantissimo, però per resistere ai pirati sono più che sufficienti. Perciò le mie truppe continuano la loro risalita. L'obiettivo poi è arrivare qua. Ci piegheranno tantissimo, probabilmente quasi quanto la spia. Fatemi vedere, quasi. Ok. Questa legione rimane qua per ora. Non posso fare altrimenti. Nicomades
Facciamo... Ok, sì. Facciamogli un carpentiere navale. Ma no. Ma neanche, dai. Cibo? No, dai, diamo una darsena, dai. Che i profitti sono sempre profitti. Più 5% ricchezza generata dagli schiavi. Oppure una miniera trincerata che ci dà più 5% attività produttive. Produttive io non c'ho niente, quindi andiamo sugli schiavi. E direi che siamo a posto così. Va bene. Allora ragazzi, dai, la campagna finisce, questa puntata finisce così. Vediamo un attimo poi cosa riusciamo a fare nel prossimo capitolo. La pressione addosso l'abbiamo messa. Vediamo un po' poi appunto come si evolverà la cosa. Però vedete che bello che finalmente la costa africana è colorata di rosso. Va bene ragazzi, io sono Lord Perso, mi raccomando mettete mi piace e fatemi sapere cosa ne pensate della campagna, se voi spostereste effettivamente come sto facendo io tutte le truppe verso ovest lasciando scoperto l'est. Alla prossima ragazzi, ciao.